Parliamo di reati non soltanto fisici, ovviamente quindi perpetrati di viso, no, di fronte alla persona, ma anche online, le frodi, ma ovviamente anche determinati comportamenti che possono essere calunnie, ingiurie, diffamazioni. Tra le altre cose, mi giunge notizia che il senatore Franco Dal Mas si è fatto approvare in Commissione Giustizia del Senato 2 emendamenti che modificano codice penale e legge stampa e che permetteranno, se approvati ovviamente dall'Aula, di obbligare Facebook e simili a cancellare contenuti calunnosi. Ovviamente è una notizia importante questa. Io mi auguro davvero che questa volta le Camere, ovviamente il Parlamento e il Senato, si facciano subito portavoce di queste notizie che poi ci arrivano, anche perché ormai Facebook è diventato un immondezzaio, e anche a cielo aperto, anche se il cielo non c'è, un immondezzaio di offese, calunnie e quant'altro, nei confronti, tra altre cose, metodo più ignobile, nei confronti di persone che fisicamente non ci sono, che purtroppo poi devono leggere, no, certi commenti e certe frasi che sono ingiuriose nei propri confronti, nei confronti magari delle famiglie. E poi ci sono i reati anche di pedopornografia, come quelli di cui vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, in manette anche un pordenonese, un imprenditore della zona, in una complessa indagine. Allora cerchiamo di fare un po' una panoramica. Io ringrazio il dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato, ben ritrovato a voi. Ovviamente. Allora, che ci può dire in merito? No? Innanzitutto, anche perché alla Polizia Postale arrivano decine di comunicazioni. Esatto, innanzitutto un plauso alla Polizia Postale, in primis quella di Pordenone, che in un rosicato numero di persone che siamo riusciti, tra le altre cose, a mantenere in piedi a Pordenone, perché ricordiamo sempre quel brutto e maledetto progetto di chiudere 271 uffici, tra cui anche il posto di polizia delle telecomunicazioni di Pordenone, e lì per il momento abbiamo vinto questa battaglia. E poi per dire un plauso chiaramente ai colleghi stessi di Torino, che con questa lunga indagine sono riusciti a portare a termine gli arresti di cui lei ha citato. Tra le altre cose, purtroppo, anche uno nella nostra provincia, un quarantenne che è stato arrestato proprio dalla Polizia Postale inerente a questi reati. È un reato gravissimo, perché ci sono delle immagini vergognose. Io parlo di persone ammalate, perché non può essere un'eccitazione sessuale una figura di un minore, caro direttore e cari telespettatori. Quindi stare davanti a un teleschermo con immagini di neonati, non parliamo neanche di minori, di neonati, bambine che avevano 2 mesi, 3 mesi, quindi io veramente sono imbarazzato a parlarne davanti ai teleschermi questa sera, però è così. Quindi un reato che, se va in porto quello che lei ha citato, guardi, è un grande risultato. Mi auguro che l'esecutivo dia firma a questa proposta dell'onorevole Dal Mas, perché ormai, come diceva lei, Facebook, i social sono diventati posti dove veramente ci sono gravi situazioni, e il problema grandi reati. Grandi reati. Allora, attenzione, che poi Facebook diventa anche di proprietà, perché diventa difficile scambiare e chiedere la chiusura di un sito. Questa è la gravità, perché Facebook, attenzione, io ve l'avevo detto, per altre ne avevamo parlato tempo fa, per le immagini, le sole immagini dei bambini, la solita immagine anche della sola vacanza, perché la gente guarda dove siete in vacanza e vanno nei vostri appartamenti. Poi queste fotografie diventano di proprietà del social, quindi è difficile poi richiederne la chiusura, è veramente difficile. Ci sono dei reati in cui la chiusura viene
fatta immediatamente, certo. ma ci sono dei reati in cui non è così, Ecco, quindi state un po' attenti. Io devo fare proprio una domanda Sì. tecnica, perché ci sono nonni e genitori che ci solleticano anche, no? E ci pungolano nel farle anche delle domande. Lei giustamente parlava delle immagini, delle foto di proprietà di Facebook. È bene pubblicare, visto anche gli episodi che lei ci ha raccontato, foto di minori, dei propri figli? No. Magari riconoscibili? No, io l'ho detto. Io vedo, e sono un genitore anch'io, L'ho detto. migliaia di foto dei propri figli. A me sono L'ho concesso che detto. uno dei propri figli fa quello che vuole, però giustamente noi siamo qua Sì, nel però- cercare di dispensare anche delle informazioni E utili. infatti è quello che diciamo, io l'ho sempre detto, non mettete le foto dei minori, perché poi c'è questo, ma uno dice ma non sono libero, no, non siamo liberi, non siamo tutte persone oneste e capitiamo in mezzo a questa gentaglia e questo è il problema, perché quelle immagini non sono state recuperate per caso da questi soggetti, è questo che voglio dire, quindi diventa un posto dove pescare, no? Pescare queste e condividere intero. con questo mondo. Poi lì c'è una storia dietro, che ci sono anche genitori stessi indagati, attenzione, ci sono anche genitori che hanno venduto il corpo del loro bambino. Quindi è veramente vergognoso poi arrivare a questo, cioè pensare a un atto sessuale con neonati. Cioè, ma io veramente dove siamo? Lei ha malattia mentale, vabbè, la malattia purtroppo non conosce mentale, limiti. ecco, qualcuno quella volta parlava di castrazione chimica, noi rimettiamo in piedi questa discussione, però è una malattia grave che va curata. Il problema è che forse in Italia non abbiamo una tipologia di guardare la cosa e di curare il male. È come le persone, beh tanto ti metto in carcere, ma bisognerebbe curare la problematica, non uscire poi dal carcere e ricommettere gli stessi Io per reati. alcune persone, qui lo dico, qui non lo nego, ripristinerei addirittura la legge Basaglia, l'hanno, qui lo dico e qui non lo nego, perché per certe persone è veramente il carcere. Certo, certo, per certi reati. in questo stato bisognerebbe mettere un attimino mano più alla procedura penale, al codice penale, bisognerebbe mettere in mano. Io ho una cosa da dire, forse è passata sottotono perché abbiamo tante altre notizie in questi giorni, ma la sera dal 4 al 5, quindi sabato e domenica, sulla A32, dove abbiamo ancora colleghi che stanno pattugliando da anni, pensate quanto costa questa TAV, benissimo, siamo stati attaccati da questi manifestanti che hanno riempito l'autostrada, la A32, di chiodi. Sono stati distrutti mezzi della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, perché siamo tutte e tre le forze, sono lì a presidiare questi lavori. E questo è un gravissimo danno, perché in mezzo della Polizia, dei Carabinieri, delle forze dell'ordine, sono mezzi dello Stato e allora noi dell'FSP proponiamo che questi soggetti vengano indagati e processati per terrorismo, perché è quello che sta facendo, perché questo è un atto terroristico e devono essere puniti per atti terroristici. Invece una contravvenzione, vogliamoci bene, una pacca sulla spalla, un processo chissà quando, poi andrà in prescrizione e quindi andrà così a tarallucci e La vino. riforma della giustizia, io lo dico da anni ormai che ci vuole, ma una profonda riflessione seria, la giustizia va riformata da A alla Z, perché così ovviamente... Direttore, stasera dobbiamo fare una bella... devo fare gli auguri a una persona cara, mia suocera, questa sera, oggi compio, non si può dire perché l'età di una donna non si può dire, però vivace, io la chiamo, guardi, io la chiamo la vecchia che balla, perché fa pilates, ginnastica, va a fare, corre, va in palestra, la vecchia che balla. Ciao Maria, auguri anche a te. Ovviamente grazie a tutti, un abbraccio grande, tanti altri anni come quelli in cui ovviamente... È una brava suocera, dai. Certo, benissimo, complimenti, grazie anche a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Cresce intanto il gradimento del sindaco della città di Pordenone, lo attesta la classifica Governance Pool delle Sole 24 Ore che misura appunto il consenso conferito dai cittadini ai sindaci, quindi Alessandro Ciriani in pole position è tra i 12 sindaci più amati d'Italia. Il servizio.